Pubblicati i dati della Regione Veneto sui flussi turistici dei primi 6 mesi del 2026 e cala il turismo termale per Abano e Montegrotto, una flessione del 3,6% rispetto all'anno precedente. In particolare il bacino termale uganeo ha registrato un meno 3,6% che purtroppo segna un anno in cui c'è stata una mancanza soprattutto del mercato Italia, che alle terme uganee di Abano e Montegrotto conta fino al 70%. E così Federalberghi chiede di concretizzare il piano della Regione, che è già stato approvato e condiviso con sindaci e categorie, ma che è fermo e che prevede investimenti per 4 milioni e mezzo di euro fino al 2028. Se guardiamo inoltre il mercato termale veneto, si registra un più 1,6% e così la riflessione sulle terme uganee si impone ancora più urgente. La clientela italiana rappresenta il 70% del totale. Già però nei mesi di luglio e di agosto si sta registrando un'occupazione simile a quella del 2025 e poi ci si augura che per la seconda parte della stagione i dati e i flussi turistici ritornino ad avere un segno positivo. È fondamentale da qua ai prossimi 3 anni definire assieme alla Regione Veneto un piano strategico di rilancio di destinazione e investire in promozione soprattutto nei mercati esteri. Sul fronte estivo, quindi, dopo un giugno negativo, meno 4% sul 2025, anche per il maltempo, e un luglio a meno 2%, le stime per agosto sono più incoraggianti. Per trasformare l'attuale fase in una vera ripartenza servono la riqualificazione degli alberghi, investimenti in comunicazione e ricerca scientifica, collaborazione stretta con i sindaci del bacino e la piena intesa con le altre categorie economiche, commercio, artigianato, agricoltura e servizi, che rappresentano la vera spina dorsale dell'economia di questo territorio.